Legno Vivo, Sacile, 2 giorni intensi dove potremo trovare delle mostre, tra le quali la mostra del violino di Cremona, la mostra di Mario Buonoconto su degli strumenti artigianali, costruttori, ideatori, conferenze, musica dal vivo in ogni angolo. Quindi tutte le 2 giornate saranno piene e ricche di eventi. Vi aspettiamo a Sacile, partecipate alle nostre iniziative. Siamo reduci dalla chiusura della 748esima edizione della Sagra di Osei e subito si riparte con iniziative per Sacile molto importanti. Legno Vivo, che ha saputo coniugare molti aspetti legati alla cultura, alla produzione, alla ricerca, all'innovazione e il coinvolgimento sostanzioso di tanti soggetti, dalle scuole a partire dalle associazioni culturali e musicali alle imprese, al mondo dell'associazionismo. Questa è una cosa molto importante, anche se il progetto è giovane e parte da pochi anni, ma ha saputo guardare con lungimiranza al futuro, e di questo insomma il Comune di Sacile, come gli altri enti, la Regione in particolare, hanno saputo cogliere questa particolarità e accompagnare in questo bel percorso.